Amici, buongiorno, in diretta da Adria. Perché? Perché stiamo seguendo questo rally particolare, cerchiamo di cogliere un po' gli umori, vedere un po' di immagini, pochissime interviste perché i piloti stanno cercando l'assetto per domani che sarà il giorno di gara, e quindi andiamo a scoprire e vedere un pochino, assaporare il piacere di questi motori. Andiamo! Con Eros Pinotti, che rally è quest'anno, Eros? Adria Rally Show 2021, una bella manifestazione organizzata qua in circuito, è la prima in Italia in assoluto. Ci prepariamo adesso per fare lo shakedown e per provare un po' l'assetto delle gomme in vista di domani con la prima prova speciale. Ecco, tu hai una squadra agguerrita, una bella macchina, che prospettive hai quest'anno? Ma non parto mai da casa con tante aspettative, noi partiamo e facciamo la nostra gara, portando rispetto per gli avversari, il percorso e la macchina, perché è la prima gara dopo 3 mesi e quindi dobbiamo anche sistemata e prepararci al meglio per domani. Grande Eros, grazie, ciao! Ciao, grazie a tutti! L'interesse intorno all'evento Rally Show del 12, 13 e 14 febbraio all'Autodromo di Adria, sia tra gli addetti ai lavori che tra gli appassionati di motorsport. I concorrenti che hanno accettato la sfida sono 124, superando quindi ampiamente i numeri del 2020, e questo conferma la validità dei Rally Show. Ci sono anche 7 equipaggi stranieri per un confronto spettacolare e ricco di contenuti tecnici. L'evento si svolge a porte chiuse nel rispetto delle indicazioni normative, pertanto i tanti appassionati non hanno potuto partecipare, anzi sono stati invitati ad astenersi da recarsi al circuito, il cui accesso sarà consentito esclusivamente agli addetti ai lavori nelle misure e nei criteri espressi dal protocollo sanitario federale vigente. In ogni caso l'organizzazione dell'evento ha previsto una diretta televisiva in grande stile, come per l'edizione 2020. Sarà attivata parallelamente alla diretta televisiva anche una diretta streaming sui canali social.